L'investimento di una ragazzina di 11 anni avvenuto in pieno centro a Favaro Veneto ha scatenato nuove polemiche sulla pericolosità dell'incrocio per chi si trova ad attraversare la strada soprattutto nell'orario di punta. È un incrocio abbastanza pericoloso, nei termini in cui poi c'è anche verso questa parte, non è molto ben regolato il passaggio delle macchine e dei pullman che arrivano dalla via Altinia per andare in via Triestina piuttosto che in via Gobbi. Quindi è una questione che coinvolge non solo la sicurezza dei pedoni, che per noi è la priorità, ma anche il traffico veicolare che deve svoltare verso via Triestina e verso via Gobbi. Da tempo molti residenti chiedono il ripristino del semaforo. Purtroppo questa è una zona abbastanza trafficata e se mettiamo i semafori succede che si creano delle code, quindi ci sarebbe una maggiorazione di traffico. Però se questo serve per garantire la sicurezza dei cittadini, lo facciamo sicuramente. Diciamo che era stato valutato anche in passato un progetto di fare una rotonda, però da quando c'è il tram fare una rotonda diventa complicato perché probabilmente non ha il rispetto delle distanze e delle misure. Sì, pensavamo di farla verso questa parte, proprio dove c'è l'incrocio, dove gli autobus e le macchine girano appunto verso Tessera piuttosto che verso Campalto. Le intenzioni di rendere più sicura la zona ci sono. Noi ci teniamo che la sicurezza dei cittadini sia la prima cosa in assoluto e quindi se i cittadini chiedono qualcosa, anche per come abbiamo impostato noi la nostra azione politica, cerchiamo sempre di portare avanti le istanze dei cittadini. La ragazzina investita è sempre rimasta cosciente. Una volta portata in ospedale, i medici hanno verificato che non avesse riportato fratture, registrando solo qualche contusione. Hanno comunque deciso di trattenerla in osservazione per qualche giorno.